Buongiorno mister Buongiorno. Allegretti, vigilia della 21esima giornata. Facciamo però un passo indietro dall'ottima vittoria ad aprire questo girone di ritorno. Una vittoria che ha permesso non solo di distanziare il San Giuliano in classifica, ma appunto di consolidarsi a metà di questo girone. Una vittoria importante più appunto per la classifica o più per comunque il gruppo e per il lavoro che state procedendo? Importante per tutte e due le cose. Non era ancora arrivata una vittoria fuori casa, quindi è arrivata e siamo contenti soprattutto del modo in cui è arrivata, perché ha dato l'ennesima dimostrazione di come sta la squadra, quindi che la squadra sta bene, che evidentemente ha lavorato bene durante le feste, cosa che ero certo, perciò siamo contenti e cerchiamo di continuare su questa striscia. Domani arriva in casa proprio Palazzolo, quinta in classifica, una squadra che conosciamo bene, l'andata finì 1-0, ma arrivò il gol soltanto appunto nel secondo tempo verso il finale, e una squadra che viene qui per consolidarsi invece nella zona playoff, quindi si prospetta un match comunque intenso. Sì, si prospetta un match difficile contro una squadra costruita per vincere, che ha fatto acquisti in questo mercato importanti. Partita non semplice, quindi dovremo stare attenti, hanno delle caratteristiche ben precise, hanno grande qualità, eh, però ci siamo anche noi, insomma, noi non credo che serva temere un avversario più degli altri, tutti gli avversari possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra, ci vorrà grande attenzione apposta perché sono forti, ma ci vorrà grande intensità da parte nostra, grande consapevolezza che stiamo facendo bene, che non è una finale, e la speranza che venga anche tanta gente, perché se dovesse essere a porte aperte mi auguro che la gente abbia capito che in questo momento noi stiamo bene, abbiamo bisogno di loro e ci piacerebbe festeggiare tutti assieme. Dicevi bene del mercato, la preparazione, un nome a caso, Alberto Paloschi, che con il Desenzano non abbiamo incrociato perché all'andata era infortunato. Domani dovrebbe essere della partita un ex, no, del Chievo. Sì, beh, insomma, un giocatore di un livello alto, perciò è un giocatore temibile perché è abituato a fare gol, l'ha fatto nella sua carriera in campionati importantissimi, perciò dovremmo prestare attenzione. Vediamo un po' in generale che tipo di partita verrà fuori, ci siamo preparati bene, giochiamo in casa e abbiamo voglia di continuare sulla nostra striscia. Tu hai inserito già la scorsa settimana due giovani del 2006, Benedetto e Ruffato, e erano già stati convocati nella scorsa partita. Come si sono integrati nel gruppo? Potrebbero avere minuti domani? Ma si sono integrati bene perché il gruppo ha dimostrato di essere sano e i risultati arrivano appunto da un gruppo che ha voglia, che è sicuramente corto numericamente. Abbiamo anche qualche problemino per domani purtroppo. Se avranno spazio non lo so, ma sono certo che se dovessero avere spazio saranno pronti. Grazie mister. Grazie.